Intanto presento e ringrazio il primo relatore che abbiamo e l'avvocato Lorenzo Svogliata, dicevo in arrivo. Il dottor Ancelotto, Stefano Ancelotto, è uno dei magistrati della Procura di Venezia che si è occupato dell'inchiesta sul Mose, dalle ultime cose, e in questo momento appunto fa parte del pool che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione. Questa sera abbiamo coinvolto anche insieme alla Procuratura Aggiunta di Venezia Capo per un incontro che ci sarà all'Hotel Rosa Petra, in cui parleremo più specificatamente del tema della corruzione e del ruolo dell'informazione della corruzione. Ecco, avvocato Svogliata Seccoli. E l'avvocato Lorenzo Svogliata è un avvocato del Foro di Venezia, ormai da tanti anni affermato penalista, si è occupato anche lui in una prima parte dell'inchiesta sul Mose, si occupa prevalentemente di penale nel Foro di Venezia, ma non solo. Ecco, oggi li ho coinvolti perché così mi piace cercare di dare un profilo a due voci, vista il ruolo dell'informazione giustizialista dalle due parti, dalla parte dei magistrati e degli avvocati, posizioni che non sempre coincidono, anzi molto spesso sono in rivalità. Io mi permetto soltanto di dare un'introduzione breve su quello che è il ruolo del giornalista, l'obbligo, il dovere di dare le notizie anche di fronte a quelle che sono le limitazioni dall'altra parte della legge e del codice della privacy. Devo dire che per quanto riguarda la cronaca giudiziaria in particolare, il giornalista ha ampia possibilità di muoversi appunto nel rispetto di quelle che sono le norme di legge e nel rispetto del codice deontologico, però la libertà di scrivere è notevole. C'è una sentenza di cui probabilmente parlerà più ampiamente l'avvocato Svogliata, che è conosciuta come decalogo, la sentenza della Cassazione. Io direi che accenno solo a tre dei principi a cui il giornalista si deve adeguare, cioè la verità del fatto, l'interesse pubblico e la continenza. Cito questi tre perché al di là del linguaggio giuridico, che è quello in base al quale poi ci assolvono, ci condannano nel momento in cui qualcuno si sente diffamato, attorno a questo concetto ruotano anche i principi deontologici della professione. La verità del fatto, direi che ci vuole poco a capire di che cosa stiamo parlando. Significa che la notizia va verificata il meglio possibile in tutti i modi possibili. Questa cosa ci consente peraltro, oltre che di fare bene il nostro lavoro, anche di salvarci, perché talvolta la notizia che scriviamo può essere non vera, può essere parzialmente non vera, ma se noi dimostriamo di averla verificata e di aver fatto tutto quello che umanamente, professionalmente era possibile, c'è un'esimente specifica, insomma, una verità putativa, quella che in termini giuridici così si chiama. E per cui verificare la notizia in primis è uno dei nostri compiti a cui non dobbiamo mai derogare. Diciamo interesse pubblico anche oggi, sempre più spesso nelle cronache dei giornali, questa tendenza alla spettacolarizzazione della notizia, si fanno passare cose che interesse pubblico ne hanno poco, magari interesse morboso molto di più, e invece dovremmo riappropriarci di questo concetto di che cos'è l'interesse pubblico. Un signore che muore apparatato in una macchina con una prostituta, se è un signore nessuno, che notizia è, a chi interessa, al di là che probabilmente appunto è morbosa la notizia e qualcuno può essere incuriosito, ma ha senso mettere il nome e cognome, indicare come si chiama la moglie e dove lavora. Magari se questo signore è il sindaco che fino al giorno prima faceva la campagna a favore della famiglia contro la prostituzione, diciamo che c'è un interesse pubblico, altrimenti direi proprio di no. E l'altro concetto è quello della continenza. Continenza significa scrivere in maniera pacata, no? Non eccedere negli aggettivi, negli sfottò, nelle affermazioni
essere d'aiuto e applicandoli, appunto, oltre a far bene il nostro mestiere, magari ci eviteremo un sacco di querele inutili per appunto una virgola, per un aggettivo di troppo, che non ha nessun senso. L'ultima cosa che io direi, io lascio la parola alle relazioni più interessanti della mia, ma collegati a questi tre principi è sicuramente quello della dignità, del rispetto della dignità della persona, cosa assolutamente collegata a tutti i tre principi di cui dicevamo prima. Fare questo lavoro e scrivere con continenza significa soprattutto questo, anche quando scrivi di persone che hanno compiuto, hanno commesso fatti gravi, reati infamanti. Quello di descrivere queste vicende senza eccedere, perché i fatti di cui scriviamo riguardano persone e tutte le persone non sempre devono essere rispettate, hanno diritto al rispetto. Io aggiungerei una cosa: molto spesso nella fretta del nostro lavoro non ci vediamo mai dall'altra parte, no? Guardare l'effetto che la notizia che noi stiamo scrivendo ha su chi ne è protagonista. Io credo che questo sarebbe una buona regola, un modo non per censurarsi, perché io credo che non bisogna censurarsi, anzi, le notizie vanno date tutte con i confini di cui dicevamo prima, però riuscire a evitare di tratteggiare le persone in cui si scrive come un mostro, un orco e chissà quant'altro, credo sia una buona regola, perché magari se di mostro scrivessero di nostro padre, di nostro marito, figlio che ha fatto un incidente, l'avrebbe perduto lo strizza, cosa che può capitare, no? La gente sbaglia, finisce tutto il processo, ne paga, ma magari non necessariamente deve essere dipinto come un mostro, con termini appunto che non ne rispettano la dignità. Anche io volevo inquadrare la chiacchierata di oggi in questa dimensione, e adesso lascio la parola al dottor Arcilotto che ci darà un inquadramento più giuridico, più tecnico di tutto quello che accade in un processo penale. Grazie. Buongiorno, anzi buonasera a tutti, sono Stefano Arcilotto, sono sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Venezia. Ringrazio innanzitutto dell'invito e devo dire che quando sono stati indicati i temi di cui parlare oggi, un po' sul processo penale, rapporti con la stampa, sono temi così vari che rischieremo di occuparci ben più il pomeriggio. Quindi alla fine, dopo aver buttato giù uno schema di idee, dopo aver limitato, dopo averlo rivisto, ho pensato di limitare il mio intervento con qualche riferimento a qualche caso concreto di cui mi sono occupato anche recentemente, al rapporto che esiste e sussiste, lasciando all'avvocato Fogliata parlare della diffamazione, al rapporto che esiste tra l'indagine, il processo, la segretezza degli atti e la pubblicità e il dovere di informazione. A mio avviso, devo dire che questo è un tema assai centrato, e complimenti a chi l'ha scelto come materia da trattare, come argomento, perché se noi guardiamo anche al numero delle proposte in Parlamento per rivedere, per limitare la pubblicazione, la pubblicità di atti di indagine processuali, ci rendiamo conto che è un argomento sempre più scottante. Basti pensare a cosa è uscito anche solo oggi nei giornali. Non c'è giornata, o oserei dire quantomeno settimana, in cui non si parli di notizie coperte da segreto, di notizie che dovevano rimanere riservate, che poi invece vengono pubblicate e automaticamente, quasi automaticamente, come una reazione, soprattutto quando queste notizie toccano, ahimè, determinate classi, in particolare la classe politica, parte un grido d'allarme,
parte una voglia, oserei dire quasi di censura, di limitazione della libertà di stampa, un tentativo quindi di limitarla, di limitare la pubblicazione di atti del processo. E va detto che se è vero quello che introducendo ha detto Gianluca Amadori, cioè che tutte le persone hanno chiaramente, ovvio, hanno gli stessi diritti per parlare, fare un articolo diffamatorio non continente su Tizio che è assolutamente persona sconosciuta, non nota, che viene trovato magari in situazioni di imbarazzo o che possono suscitare curiosità morbose. È altrettanto vero che poi questi casi il più delle volte finiscono così come nascono. Il vero problema si ha quando queste notizie, invece di riguardare il signor Nessuno, riguardano una corrente politica, un partito, qualche esponente di spicco, e soprattutto quando riguardano strumenti invasivi come le intercettazioni telefoniche che vengono travasate in articoli di stampa. A fronte di queste pubblicazioni ne deriva immediatamente una richiesta forte di limitare la pubblicabilità di questi atti. Se noi guardiamo, sono numerosissime le proposte di legge, anzi disegni di legge che a volte hanno già superato qualche vaglio di commissione. Una delle tante che leggevo, che pare che si sia persa nei vari meandri, addirittura prevedeva la non pubblicazione di notizie riguardanti i procedimenti penali fino al termine del giudizio di primo grado, cioè una follia. Voi in questo momento non sapreste assolutamente che a Venezia sono stati degli arresti rilevanti per corruzione, non sapreste tutti i retroscena di questa indagine. E queste indubbiamente, immagino, spero, ritengo sia stata fatta cadere, ma queste sono le reazioni, a volte, le reazioni di categorie che sono state toccate da determinati articoli di stampa e che spesso si appoggiano, si fanno forza di casi in cui viceversa la stampa ha illegittimamente abusato dei suoi poteri pubblicando notizie di nessuna, rilevanza, di nessun interesse pubblico, il cui unico scopo, non dico fosse far aumentare le vendite, ma sicuramente suscitare delle curiosità morbose. In effetti nel processo penale, e vengo a quello che mi riguarda, faccio il pubblico ministero, quindi mi occupo prima di indagine, in sede di investigazione, e poi sostengo la pubblica accusa non so quanti di voi facciano cronaca giudiziaria, forse per loro dirò cose stranote, per chi non la fa magari possono essere cose assolutamente nuove, e poi sostengo la pubblica accusa nei dibattimenti. E in tutto il processo penale e nel procedimento penale più in generale vi è un continuo contrasto, noi assistiamo a un continuo contrasto tra due grandi principi: il principio di segretezza e invece un diritto alla pubblicità, alla conoscenza. Entrambi sono principi, intendiamoci, che hanno uguale dignità, sono principi che entrambi trovano nella Carta Costituzionale il loro fondamento, perché c'è l'articolo 15 della Costituzione, tutela la libertà personale, l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza. Dall'altro lato abbiamo l'articolo 21 della Costituzione che tutela viceversa la libertà di manifestare il proprio pensiero, la libertà di scrivere, la libertà di informare, e da qui il diritto di essere dall'altra parte informati. Possiamo dire che si tratta di principi opposti, principi che dovrebbero bilanciarsi vicendevolmente. Indubbiamente il primo principio, quello di segretezza, protegge, va a finire col proteggere i singoli individui nella loro riservatezza, nella loro sfera della loro privacy. Il secondo invece, indubbiamente altrettanto importante, consente di fornire all'opinione pubblica uno strumento di controllo
uno strumento di controllo che è dato attraverso la pubblicazione, la pubblicità, quindi di notizie rilevanti. Sono principi che devono convivere, dicevo, ma in quanto è ovvio che da un lato una società civile non può assolutamente tollerare che la colpevolezza sia accertata fuori dalle sedi istituzionali, quali sono le sedi del processo, ma dall'altro lato è altrettanto pericoloso, sono altrettanto pericolose deviazioni verso processi segreti, verso silenzi su fatti gravi che possono integrare il reato. Uno mi dirà, ma forse lei sta esagerando, ma no, alcune proposte di legge, tipo quella che vieta la pubblicazione di atti del processo fino alla sentenza di primo grado, indubbiamente, a mio avviso sarebbe indubbiamente una legge incostituzionale, ma che comunque qualcuno ha avuto l'ardire di proporre e di far superare un primo vaglio nelle commissioni parlamentari competenti. Qual è la situazione oggi? Oggi innanzitutto ha fatto una premessa, che quelle che sono le sanzioni penali, anzi innanzitutto una premessa, c'è un'area che è quella del segreto investigativo, che nella prassi purtroppo è lettera morta. Il segreto investigativo, e mi riferisco a quella norma del codice di procedura penale che dice che gli atti compiuti dal pubblico ministero nella fase delle indagini sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza, o comunque fino alla chiusura delle indagini preliminari. Non vi è, dobbiamo dire, comunque piena coincidenza tra la pubblicazione degli atti e il segreto sugli stessi, nel senso che poi la legge prevede, mentre prevede, una volta che è venuto meno il segreto processuale, prevede la possibilità di pubblicare il contenuto degli atti, salvo alcuni limiti. Per quanto riguarda la pubblicazione dell'atto in sé, la legge introduce tutta una serie di limiti e di sbarramenti a seconda del punto della fase processuale in cui si è arrivati. Fino a una certa fase processuale non possono essere, è l'articolo 114 che ci detta i limiti, non possono essere pubblicati da parte degli atti delle indagini. Dopo la sentenza di primo grado possono essere pubblicati anche gli atti del pubblico ministero. Prima, tra l'udienza preliminare, che è l'udienza filtro, in cui si decide se mandare una persona a giudizio o meno, e il dibattimento, sono pubblicabili invece gli atti del dibattimento, quindi gli atti che sono nel fascicolo del giudice e gli atti utilizzati per le contestazioni. Forse una piccola premessa per chi non fa cronaca giudiziaria: gli atti che compie il pubblico ministero, gli atti di indagine, quindi sentire una persona informata, che poi al dibattimento si chiamerà testimone, sono atti che hanno un valore solo nella fase delle indagini preliminari, non sono atti, salvo rari casi di irripetibilità, che acquisiscono valore anche nella fase processuale. Nella fase processuale i testi vanno risentiti davanti al giudice. È previsto in alcuni casi la travasabilità di questi atti, alcuni degli atti compiuti dal pubblico ministero possono poi finire immediatamente nel fascicolo del dibattimento, ma la regola principale, che è la regola del contraddittorio nel processo penale accusatorio, di stampo accusatorio, in vigore in Italia dal 1989, è una regola che impone di risentire tutte le persone informate, sostanzialmente, di risentire gli ufficiali di polizia giudiziaria sulle indagini che hanno fatto e di sentirli pubblicamente al dibattimento. Quegli atti durante la fase dibattimentale della loro assunzione sono chiaramente pubblicabili. Non lo sono ancora integralmente gli atti invece del pubblico ministero, perché l'articolo 114 detta invece dei limiti più stringenti, più rigorosi. L'articolo 114, così lo rileggo con voi, dice appunto che è vietata la pubblicazione, nel caso si proceda al dibattimento, la pubblicazione degli atti
delle indagini preliminari fino sostanzialmente fino alla sentenza, fino al termine del dibattimento, mentre è sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. Viceversa, è consentita la pubblicazione degli atti appunto del dibattimento, ma questo avviene con pubblicità, essendo pubbliche le udienze. Va detto che a questi principi, l'articolo 114 alla fine comunque detta una regola di chiusura, più che di chiusura, un principio fondamentale, cioè è sempre comunque consentita la pubblicazione del contenuto dell'atto non coperto dal segreto. Però noi dobbiamo distinguere l'atto in sé e il contenuto dell'atto. Il contenuto dell'atto è pubblicabile, basta che non sia più segreto, e per non essere segreto è sufficiente che sia portato a conoscenza dell'indagato o dell'imputato. L'atto in sé invece è vietata la pubblicazione se non si procede al dibattimento fino alla chiusura dell'udienza preliminare, se non si fa neanche l'udienza preliminare fino alla chiusura delle indagini, se c'è il dibattimento fino al termine del dibattimento. A fronte di questi divieti, la legge ha introdotto una sanzione penale, ed è l'articolo 684, che è una contravvenzione che punisce infatti la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. In realtà questa è un mero, oserei dire quasi un presidio fuori dal tempo, nel senso che noi sentenze di condanna per questo reato non ne troviamo perché innanzitutto si tratta di una contravvenzione. Essendo una contravvenzione, il termine prescrizionale è bassissimo, motivo per cui basta riuscire a resistere al primo grado, tutt'al più al secondo grado, e il problema è superato, nel senso che non si arriverà mai a una sentenza definitiva. Quindi diciamo che il problema non è tanto oggi quello del rischio penale per il giornalista. Il problema in realtà, arriva una recentissima sentenza, il problema è quello, a mio avviso, della responsabilità civile. È il famoso caso Confalonieri. Recentemente la Corte di Cassazione ha dato un grossissimo giro di vite su questo divieto di pubblicazione degli atti. Prima di questa sentenza sostanzialmente si escludeva, o quantomeno non vi erano mai state affermazioni così nette per sostenere che al di là del caso della diffamazione, la persona il cui atto era stato pubblicato potesse costituirsi parte civile in un processo per il delitto di cui l'articolo 684. La Cassazione in sede civile recentemente ha affermato alcuni principi assolutamente che stravolgono quello che è l'impianto, dicendo che in caso di violazione dei principi sulla pubblicazione degli atti, a prescindere quindi dalla loro verità, a prescindere da quella che è la loro rilevanza, il solo fatto della pubblicazione può costituire, proprio perché violazione di norma, può cagionare un danno, e un danno risarcibile, e quindi capirete che con questa sentenza si è aperta una nuova strada, dove il rischio non sarà più, se io pubblico un atto che non potevo pubblicare, il rischio non sarà più quello di subire un processo penale, ma il rischio sarà quello di dover rispondere in sede civile. E forse è bene ribadirlo, perché anche noi, tra noi addetti al lavoro, quando abbiamo letto questa sentenza siamo rimasti assolutamente stupiti, perché ritenevamo che la sentenza riguardasse un caso di grave diffamazione nel caso di specie pubblico del dottor Confalonieri. In realtà così non era, lui non ha mai negato i fatti, tra l'altro erano dei brani di intercettazione riportati di cui lui non negava di averli pronunciati, non ne negava il contenuto, si era limitato a dire: ma voi non potevate pubblicarli, cari giornalisti, erano giornalisti del Corriere della Sera, non potevate pubblicarli integralmente. Pubblicandoli integralmente
sede penale, perché tra l'altro so che non avrò ragione in sede penale, non potrò ottenere soddisfazione, ma vi faccio causa in sede civile, quindi quei fatti sono veri, quei fatti sono rilevanti. La notizia ha i caratteri della continenza perché si limita a riportare la pubblicazione di un atto, però avendo violato la legge ne dovete rispondere e mi dovete risarcire, e c'è stata questa sentenza che indubbiamente ha dato un giro di vite su quella che è la pubblicazione degli atti. E in effetti, diciamo, facendo un passo indietro, nella prassi il segreto investigativo era di fatto lettera morta, era lettera morta per due ordini di ragioni. Da un lato, non mi voglio nascondere dietro un dito di fronte a molte accuse che vengono mosse spesso dai difensori, a volte è la stessa pubblica accusa, ricordiamolo, che ha interesse che determinate notizie vengano pubblicate. Va detto, e qui non voglio entrare troppo nello specifico perché diventerei indubbiamente difficilmente seguibile per chi non fa cronaca giudiziaria, nonché noioso. L'articolo 329 consente in determinati casi che il pubblico ministero possa o segretare un atto al di là di quelli che sono i limiti cui vi ho detto, cioè potrebbe ritenere, anche se un atto è coperto a segreto, ad esempio per identificare una persona potrebbe dire: è successo questo fatto, abbiamo acquisito questa informazione, c'è un teste che dice questa cosa, chi ne sa qualcosa in particolare su questo elemento coperto a segreto ce lo venga a riferire. Un caso raro ma che è capitato. O viceversa potrebbe decidere di segretare un atto, ossia ricorrere sempre al 329, ossia dire: nonostante l'atto non sia più segreto perché ne è venuto a conoscenza l'imputato, io ne vieto, e deve motivare perché, ne vieto la pubblicazione, ritenendo che comunque l'atto non vada pubblicato, perché ad esempio la pubblicazione più delle volte sono casi in cui rischia di compromettere l'indagine, spesso lo si utilizza quando ci sono più responsabili di un fatto, c'è il rischio che espatino, si rendano latitanti. Quindi, ad esempio, anche di fronte a un interrogatorio collaborativo, che quindi sicuramente un atto portato a conoscenza dei principali indagati, il pubblico ministero può decidere di segretare quell'atto e quindi di non pubblicarlo, di segretarlo nonostante non sia più segreto, e quindi di vietarne in toto la pubblicazione. Il vero, comunque, nella prassi investigativa, nella prassi di tutti i giorni, il segreto investigativo quindi è lettera morta. Bisognerà vedere come si evolverà la giurisprudenza, soprattutto civile, della Suprema Corte di Cassazione sul punto, e bisognerà anche perché sembra aver dato una vera e propria stretta con questa sentenza però che non è arrivata su un qualunque atto generico, sentenza che non è arrivata su una testimonianza, su un interrogatorio, ma sentenza che è arrivata esattamente sulle intercettazioni telefoniche, perché il vero problema oggigiorno del rapporto tra pubblicità e segretezza sono essenzialmente le intercettazioni telefoniche e il loro contenuto. Va detto che le procure della Repubblica ne fanno un ampio uso, ne fanno un amplissimo uso. Io stesso ho fatto per anni, sono stato una decina d'anni in antimafia, adesso sono molti anni che mi occupo di pubblica amministrazione, ma diciamo che il nostro sistema investigativo è un sistema che si regge essenzialmente su attività di tipo captatorio, ma va anche spiegato, non ho detto due parole, spesso leggiamo dei numeri tipo ci sono 100.000 bersagli, ci sono 40.000 cittadini sotto controllo, cifre spesso sparate a vanvera. Vanno dette due cose. Prima, che molte di queste cifre riguardano lo stesso identico numero, la stessa identica persona. Noi abbiamo trafficanti di stupefacenti che hanno in uso 20, 25, 30 schede telefoniche che le cambiano ogni giorno, ma soprattutto va detto che purtroppo siamo noi a inseguire i reati, siamo noi i primi a informatizzarsi, sono gli stessi delinquenti, e noi seguiamo quelle che sono le tecniche utilizzate per commettere reati. Vi voglio spiegare con un esempio.
diventa difficile non utilizzare le intercettazioni telefoniche come strumento di intercettazione quando ormai i flussi di denaro non vengono più effettuati con gli spalloni che si caricano le valigie. I flussi di denaro avvengono, lo sappiamo tutti, tramite internet. Con un click si trasferiscono milioni di euro da un paese a un altro paese ancora. Allora dirmi, sai, tu usi troppe intercettazioni, tu fai troppe intercettazioni non solo telefoniche, ma addirittura telematiche, significa dirmi stai solo facendo il tuo lavoro, senza di quelle non lo riusciresti a fare. Noi pensiamo, l'ultima indagine che ha sconvolto Venezia, il Veneto, di cui io mi sono occupato come pubblico ministero, l'inchiesta sul Mose, è un'inchiesta che da una banale evasione fiscale, dove noi non capivamo le ragioni di alcune false fatture, ne avevamo solo intuite, grazie a tutta una serie di intercettazioni telefoniche ambientali, abbiamo ricostruito la ragione della costituzione di fondi neri da parte di grosse società che poi li avevano costituiti appunto per corrompere una serie di organi pubblici nazionali e regionali per avere finanziamenti per la costruzione di questa grande opera che è costata assai più di quello che sarebbe dovuta costare. Il problema delle intercettazioni, diciamo cose forse ovvie, straovvie, che in questa enorme rete di intercettazioni intrapresenti, quindi cosiddette ambientali, telematiche, telefoniche, molto spesso in una rete gettata a grandi maglie vengono trascritte, vengono captate conversazioni che nulla hanno a che vedere col processo in corso, con la vicenda oggetto delle indagini. E questa indubbiamente, prima di tutto, la professionalità dell'ufficiale di polizia giudiziaria a non trascrivere queste, che non dovrebbe trascrivere queste vicende, questi brani ascoltati. Molto spesso però l'operatore di polizia giudiziaria, nell'incertezza, lui sa bene che il pubblico ministero, per una questione di tempo, di numeri, di forze, non è in grado di ascoltarle, motivo per cui se lui non le trascrive, quelle saranno perse per sempre. Allora il ragionamento, che non è un ragionamento morboso, è un ragionamento molto banale, molto semplice, etico, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ascolta, io intanto la trascrivo questa conversazione, perché potrebbe aiutarmi a spiegare che Tizio ha dei rapporti con Caia, ed ecco perché ha commesso quell'atto. Oppure potrebbe aiutarmi a spiegare perché Tizio e Caia si vedono e in realtà quando poi fingeranno di essere dei meri estranei, non sappiamo che meri estranei non lo sono, ma in realtà, ecco, il tutto chiaramente poi vi sono dei casi in cui le vicende poi assumono dei connotati surreali, perché nel momento in cui poi tu vai a scrivere dei particolari che non dovrebbero essere trascritti troppo personali, capisci da solo che stai sbagliando. Il problema è che quando questo avviene noi ci ritroviamo un atto, un brogliaccio che bene o male entra a disposizione della difesa, del pubblico ministero, dell'interprete, di colui che trascrive, che riporta una notizia riservata, e quindi di un cancelliere, di un giudice, e quindi è facile che questa notizia arrivi poi alla stampa. E qui è il grosso problema. A voi è rimessa poi una scelta fondamentale. A fronte di, come abbiamo detto, c'è un presidio penale che è meramente simbolico, perché la sanzione penale per la pubblicazione di atti vietati è ridicola, sta a voi dire non è rilevante, non è pertinente, ha solo natura diffamatoria pubblicare questa vicenda. Ricorderete tutti la vicenda che è finita sui giornali della mia prima di Calciopoli, in cui si parlava del figlio di un grosso promotore, di procuratore di giocatori, il quale a una giornalista televisiva aveva portato scorazzate in giro a destra manca per l'Europa, e fin qua, ma forse per far capire che la stampa forse poteva essere imparziale, si poteva trascrivere questa parte di brano e darne atto.
Certamente quando poi si è iniziato a trascrivere che cosa lui voleva farci in quel di Parigi, quanto aveva speso per una cena con questa e che non aveva ottenuto quello che lui si era prefisso, eravamo completamente al di fuori, e la pubblicazione su qualche quotidiano di questo fatto ha indubbiamente finito col nuocere, a mio avviso, complessiva. Non solo era una cosa che ha comportato, a mio avviso, una diffamazione, una pubblicazione illegittima di atti, ma comunque non dobbiamo dimenticarci che si ritorce contro voi giornalisti, con chi fa seriamente il proprio lavoro, si ritorce contro la magistratura, il magistrato inquirente che non ha saputo espungere, perché noi abbiamo le nostre colpe, adesso tornerò sul punto, abbiamo saputo espungere dagli atti che abbiamo mandato al GIP questi fatti irrilevanti. Si ritorce contro la polizia giudiziaria che rischia di vedersi ristretti degli strumenti di lavoro fondamentali come le intercettazioni. E vengo alla mia categoria. Da un lato faccio un complimento non tanto al mio ufficio, ma all'impostazione voluta dai miei capi, e tanto in particolare dal dottor Carlo Nordio, e tanto di cappello, quando abbiamo finito di scrivere la misura cautelare per il Mose, eravamo un migliaio di conversazioni intercettate. Lui ci ha chiesto espressamente di rileggerle, perché ha detto: vorrei accertarmi che non vi fossero vicende personali che non hanno rilevanza, per favore le rileggete con calma e quelle che non c'entrano le eliminate. E questo forse è un complimento che ci è stato fatto, quindi, come dire, scusate, non è mai bello, ma va detto che volendo lo si può fare. Se voi avete letto, sono stati già pubblicati 2 libri, tra l'altro uno bello scritto da Gianluca Amadori, sono stati pubblicati centinaia di pezzi su tutti i quotidiani. Voi non troverete un brano, una conversazione relativa a vicende personali sostanzialmente, e voi immaginerete che intercettando centinaia di persone, quindi su centinaia di utenze per anni, conversazioni personali, che fosse la vicenda personale familiare, che fosse l'amante o quant'altro, ci siamo stati molto attenti. Abbiamo voluto evitare che queste notizie finissero agli organi di stampa, e per evitare che finissero agli organi di stampa le abbiamo fatte togliere dagli allegati alla richiesta di misura cautelare. Va detto che non sempre è possibile fare un lavoro così certosino, è possibile farlo se gli indagati, adesso possiamo dirlo, sono stati pubblicati i nomi sono quelli di Giancarlo Galani, sono quelli di Matteoli, sono di onorevoli, di presidenti di regione. Non lo puoi fare in tutti i processi, di ascoltarti tutte le intercettazioni, rileggere tutti i progliacci. Non potendolo fare, è chiaro che può capitare che un brano che attiene alla vita riservata alle persone sfugga, ma in questo caso sta alla deontologia del giornalista impedire che questo brano venga pubblicato. E francamente, e poi sulla diffamazione ne parlerà l'avvocato Fogliata, io non trovo ragione veramente per cui, soprattutto quando questi brani si inseriscono in vicende che hanno invece una loro importanza, una loro rilevanza, finiscono per svilire quello che è l'articolo di cronaca giudiziaria, quello che è l'articolo di politica. Sapere se Tizio va letto con Caia quando io devo commentare se è un corrotto oppure no, francamente è assolutamente irrilevante. Posso capire che venga anche a una visione amplissima della libertà di stampa. Gianluca Amadori lo sa, gli avvocati di danno sono parte civile se ne dolgono, perché normalmente sono un PM che passa per quanto riguarda le diffamazioni per un archiviatore, nel senso che le archivio praticamente quasi tutte, però posso capire che si pubblichi la vicenda che se Tizio ha utilizzato mezzi pubblici o beni pubblici per accompagnare l'amante, allora si pubblica e si scrive e quella conversazione va fatta passare e sicuramente archiveremo, ma se a questo viene accompagnato la descrizione, scusatemi, del rapporto o dell'amplesso, francamente mi sembra che si vada al di là della prova della corruzione, ed ecco che a mio avviso quella pubblicazione
non è più legittima, non è più rilevante e a mio avviso è solo lesiva della reputazione della persona e della sua privacy. Come detto, alcune brevi osservazioni. Anche per il rischio non vorrei sforare. Indubbiamente c'è chi ha proposto de iure condendo, ossia delle varie riforme che si dovranno fare, di ridurre le aree coperte da segreto, quindi ridurre le aree coperte da segreto, quindi andare per assurdo in controtendenza, quindi legittimare quella che è la prassi, pubblicare anche gli atti di indagine, ma quindi restringere le aree, ma una volta ristretto, punire severamente probabilmente, non con una banale contravvenzione dove non si arriverà mai, ma punire severamente la pubblicazione di fatti che sono oggettivamente irrilevanti e gravemente lesivi della personalità, della riservatezza. Vi stavo dicendo, sul punto tra l'altro, cosa è pubblicabile e cosa non è pubblicabile, tra l'altro c'è un bellissimo, lo sapete, già uscito nel 2006, un bellissimo decalogo dell'autorità dell'autority sulla privacy, la quale ha stabilito, soprattutto tra l'altro anche in quel caso si è pronunciata in materia di intercettazioni di conversazioni telefoniche e ha chiarito bene che cosa è pubblicabile, che cosa non è pubblicabile. Stavo cercando, eccolo qua, sì, è l'intervento del 21 giugno del 2006 del Garante per la protezione dei dati personali. Ora, venendo a una breve conclusione, poi sono a disposizione per approfondire altre parti. 2 o 3 semplici raccomandazioni quando pubblicate i vostri articoli di cronaca giudiziaria. Ricordate, la diffusioni che altri fanno di atti coperti da segreto o di contenuti non pubblicati non scrimina, non so di dire una cosa ovvia, eppure mi trovo quelle rare volte che mi è sempre capitato di sentirmi dire sì, ma l'hanno già pubblicata altri questa notizia, ma se la notizia è coperta da segreto e non può essere pubblicata, rimane non pubblicabile. Rimane però, e questo è un altro principio fondamentale, ma spesso si fa confusione, rimane sempre pubblicabile chiaramente il fatto storico. Se Tizio viene ascoltato dal pubblico ministero, scendendo più nel tecnico, viene sentito dal pubblico ministero e fa delle dichiarazioni, io non posso pubblicare le sue dichiarazioni, ma se io in altro modo arrivo alla fonte e dalla fonte vengo a sapere che è successo questo e questo e questo fatto, io questa vicenda la posso, se un giornalista la devo pubblicare, quindi non confondiamo mai il contenuto processuale con il fatto storico raccontato dal testimone. E una volta venuto meno il segreto sulle notizie, perché l'imputato ne ha conoscenza, è sempre pubblicabile il contenuto della notizia, il contenuto dell'atto. Mi spiego, nel caso principale che si trova di fronte, l'ordinanza di custodia cautelare integralmente, a mio avviso, come atto, non è pubblicabile in sede di indagine, nonostante noi la si trovi sistematicamente pubblicata. È pubblicabile il suo contenuto una volta notificato al difensore. Pubblicazione di atti. Ricordatevi che la pubblicazione di atti illegittima, anche se punita in modo irrisorio, può dar luogo oggi a responsabilità civile, quindi a risarcimento del danno, anche
anche se non hanno contenuto diffamatorio. Io penso per il momento di fermarmi qui e devo dire che uno dei temi sui quali mi piacerebbe che in futuro il legislatore mettesse mano è l'accessibilità agli atti giudiziari, perché noi essendo riconosciuti come parte, in fondo siamo un po' ostaggi delle fonti. Se io voglio degli atti di procedimento posso fare domanda, ma mi danno dopo 10 anni, per cui come li dà l'avvocato, come li dà il magistrato, ma io non posso in molti casi accedere agli atti, e questo sarebbe una cosa da chiedere al legislatore in una certa fase in cui io divento, ho un interesse legittimo ad avere queste carte di procedimenti, questo ci darebbe una grandissima libertà, cosa che oggi non sempre abbiamo per analizzare i temi. Avvocato, a te la parola per affrontare più la parte sulla diffamazione, no? Sì. Sono sfogliate acceso. Sono un avvocato penalista, ho una docenza a contratto all'Università di Padova di procedura penale, ho sempre fatto questo mestiere, quindi non solo il penale, e devo dire che ho ascoltato con molto interesse il dottor Ancinotto, con il quale ci siamo confrontati anche, come diceva prima, anche in fase iniziale di questa famosa inchiesta, non nella fase preliminare, ovviamente su due versanti per ovvie ragioni opposte. Non perché qui presente lui sa benissimo che io soffro di tutto, ma non di piaggeria verso la magistratura. Devo dire che l'altissima professionalità della Procura di Venezia è riconosciuta anche sotto questo profilo, però non è così diffusa in informazioni. Io potrei parlarvi per esempio di tanto per cominciare ad aprire le danze, di un caso che è andato sulla stampa, quindi parlo di cose note, pubblicate, per una, tanto per ricordare anche sono noto vice sindaco e compagna avvocatessa. Le intercettazioni erano riportate imbrogliacci, centinaia e centinaia di vasi imbrogliacci, conditi dei commenti della poliziotta che trascriveva salacissimi, insomma, sono andati sulla stampa, questa eccetera dice così, ha il cornuto del marito e cose di questo tipo, ma proprio era uno stillicidio costante, quindi non sempre vi è il giusto distacco professionale e non sempre la selezione o la mancata selezione è legata solo a ragioni professionali. E d'altronde, altro flash, voi mi perdonerete per questa polemica legata probabilmente alla professione. D'altronde vediamo come si intuisce poi dalle parole del dottor Ancinotto, in un sistema dove tutto si può dire fuorché vi sia la certezza del diritto. Nell'università si insegna che vi è il primato del diritto scritto, della legislazione, della codificazione, il giudice è soggetto solo alla legge, quindi la legge che proviene dal popolo sovrano e dal suo rappresentante, il Parlamento, è l'unica fonte di produzione giuridica. Poi la legge va di ranghi, per Costituzione nasce. Non è così, non è più così. Nonostante 200 anni di illuminismo spinto che ha insegnato questo, caccia, non è più così, ma non è stato scritto diversamente, nessuno ha detto che non è più così, accade. E allora accade che anche i giuristi di primissimo rango ormai non arrossiscano nel dire che la Cassazione è fonte di produzione giuridica. Guardate che l'affermazione è, posso dire, eversiva, in un certo senso. Il giudice legislatore contiene in sé qualcosa di eversivo, no? È tutto sommato un attentato al vecchio principio che questo illuminista di separazione dei poteri. Eppure è così. Avete sentito? Ha ragione il dottor Ancinotto. Oggi rischiate, per esempio, prendo spunto dalle sue parole, oggi rischiate in sede civile per la pubblicazione, e prima no, è cambiata la legge? No. C'è stato un pronunciamento di 5 persone in Cassazione
e non decide in questo senso. E invece un lasco dal punto di vista penale, per cui è come se fosse di fatto una sorta di depenalizzazione. Ma non è così. Il reato c'è, esiste. Esistono anche i limiti tracciati dal codice, ma ci sono dei fiumi carsici che vengono seguiti e che sono delle prassi che diventano quasi legge. Facciamo un altro esempio che mi interessa molto da vicino e interessa le persone che assistiamo. Può capitare a tutti di sbagliare, diciamo, può capitare a tutti di commettere un reato, può capitare a molti, non a tutti, di essere accusati giustamente di andare tremebondi dall'avvocato penalista. Attenzione, più impauriti dell'uscita della notizia sulla strada, con un effetto devastante, incancellabile, che del processo nel quale forse riuscirò anche a dimostrare la mia innocenza. Può capitare che cosa? Può capitare che io stia parlando con il mio assistito con un divieto preciso, 113 per la memoria del codice procedurale, di intercettazione delle conversazioni tra difensore e il proprio assistito. Divieto, non possono essere. Se non che la Cassazione si è trovata a risolvere più volte il problema di fatto di notizie captate attraverso l'intercettazione corretta, cioè non del numero dell'avvocato, ma del numero del suo assistito, dell'indagato. E però in quel momento parla come difensore. Lo zelante maresciallo riporta per non lasciare nulla, come diceva prima, lo ceduto, e ci ritroviamo di fronte a una Cassazione che dice: beh, ma non era mica intercettato il numero dell'avvocato, era intercettato correttamente il numero dell'assistito. E con procuratori della Repubblica, ci tengo a dire, non è il caso di Venezia, che sostengono a perdis verbis: vabbè, ma mica è vero, esiste il divieto, anche di recente un famoso convegno di caratura nazionale. Esiste il divieto, nessuno lo vuole infrangere. Infatti sono convinto, disse, che non debbono essere riportate, trascritte, eccetera, però caspita, non si vede, devo vedere per capire se c'è una notizia crimine su una notizia di reato all'interno. Cioè viaggiamo a vista, è brutto da dirsi, prendetela come una mia prospettiva, temo che sia realistica. Viaggiamo a vista. Un'altra così, prima di parlare della definizione. Leggo oggi o ieri, proprio sul Gazzettino, con il Gazzettino online, con grande rilievo, siccome il dottor Ancilotto ha parlato più volte di situazioni di pruderie in cui vengono intercettati amanti e cose di questo tipo, leggo tace mente sull'amante, qualcosa del genere, al giudice condannato a 1 anno e 4 mesi. Io ho fatto un salto sulla sedia, ma sapete perché ho fatto un salto sulla sedia? Perché esiste una scriminante grande come una casa, il 184 del codice penale, esime dalla testimoniare il vero e quindi rende non punibile per falsa testimonianza chi tace il vero per salvare sé o prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà e all'onore, perché il legislatore 1930 ha ancora valori che ormai oggi non abbiamo più, tra i quali l'onore. Caspita, sarà un documento all'onore il fatto che Madame non volesse dire al signor giudice che aveva un rapporto da 5-6 anni con un carabiniere, perché questo è il caso che ho letto sul giornale. Parla così, condannato, e trova un avvocato che ha proposto un patteggiamento di 1 anno e 4 mesi e un giudice che ha applicato la pena senza colpo ferire. Conta legge, non conosco le carte, attenzione. Il mio giudizio allo stato degli atti giornalistici. Se così fosse sarebbe scandaloso. E così via. In questo guazzabuglio, in cui la Cassazione ormai legifera, anche di recente, quel convegno di cui vi parlavo, vi era un famoso giudice di Cassazione, di quelli che contano, di quelli che creano gli orientamenti giurisprudenziali, il quale di fronte a queste mie osservazioni, che definivo la lunga marcia del giudice legislatore, non ha battuto un sopracciglio, perché è una realtà. Di fronte a questo, non solo sul segreto, come è noto, si dibattono nelle vasche delle piscine parlamentari le questioni legislative, ma anche sulla diffamazione. Voi sapete perfettamente meglio di me, perché siete toccati a vicino al problema, che
che almeno dal 2013 giace un disegno di legge che non trova pace, che ancora non è diventato legge e che è passato per l'ennesima volta, trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza del Senato l'altro ieri, cioè il 25 giugno del 2015. E vorrei dire due parole su questa riforma, cercando di essere meno tecnico possibile, molto diretto e molto sostanziale, ci proverò. Allora, innanzitutto, inutile che vi dica cose banali e anzi vi chiedo scusa della banalità dell'osservazione. Veniamo da una tradizione giuridica importante, perché prima di parlare di bavaglio, la libertà di stampa, eccetera, è necessario pensare anche al filone culturale al quale apparteniamo e ai beni giuridici di cui stiamo parlando. Prima ancora beni dal punto di vista umano, trattiamoli come beni giuridici. Mi viene in mente che nel diritto romano capita lesto, sarà oggetto di pena capitale colui che priverà della giusta fama la tua persona. Non sempre, perché poi in epoca classica si distingue il fatto che quella che in realtà più che una diffamazione è una calunnia, cioè che la notizia divulgata fosse legata a un'imputazione di un reato grave, cioè si imputasse a qualcuno un reato grave, e allora in questo caso c'era la pena capitale, altrimenti o la fustigazione o la pena straordinaria, dicono poi le fonti medievali, cioè la pena legata alla scelta del giudice, a quello che veniva definito l'arbitrium, che era una sorta di diritto di pena giurisprudenziale, di origine giurisprudenziale. Veniamo da una tradizione nella quale addirittura i commentatori delle pratiche criminali di fine 600 e primi 700 definivano il livello famoso, quindi la diffamazione vera e propria, all'interno di una cornice chiamata ingiuria, che andava dallo schiaffo allo stercorare la porta altrui, allo snudare armi in luogo improprio, al ricordare certe poche virtù della compagna e così via. Accanto a questo veniva definito frutto spirituale, e in una definizione simpaticissima che trovo proprio nella pratica del Priore del 1695 nei domini veneti, si dice di questo gran delitto qual è più crudele di quello che si commette col ferro. Quindi c'era un senso dell'onore, della dimensione spirituale dell'uomo fondamentale. Oggi c'è ancora in parte, perché se è vero che c'è l'interesse pubblico, la notizia la diciamo in modo un po' asettico, no? C'è l'interesse pubblico alla notizia. Io maliziosamente dico di più, c'è l'interesse pubblico anche al controllo dell'operato della magistratura, e quindi la pubblicità del processo nasce per questo, non per ragioni di diritto di cronaca. Questo va a pari passo, ma il controllo sull'operato del giudice. I casi di segretezza dell'udienza, la Camera di Consiglio cosiddetta, sono ristretti, e nel progetto di riforma si ritiene di erodere questi casi, compresa l'udienza preliminare. Il fatto che vi sia una divulgazione anzitempo, ripeto, dico cose banali, ma può creare effetti irreparabili per quella persona tutelata dall'articolo 2 della Costituzione della Repubblica. E il bilanciamento degli interessi costituzionali chiaramente è sempre una materia delicatissima. Dall'articolo 21 la libertà di manifestazione del pensiero, cui il diritto di cronaca e di critica sono figli, e però tutte le norme che ha ricordato il dottor Ancilotto. Quindi questa contrapposizione tra l'esigenza pubblica e quella privata, ma soprattutto la tutela di uno degli aspetti fondamentali della persona. Di fronte a questo, ripeto, il legislatore si ritrova a voler ridisegnare i confini della diffamazione. Quel reato che va a colpire la reputazione, un bene straordinario. In fondo, in un convivere civile, una buona parte del nostro essere, che diventa ontologico, non è solo rappresentativo, è dato dalla proiezione di noi sugli altri, non perché noi ci beiamo di questa proiezione,
ma perché all'interno di un contesto sociale siamo anche quello che gli altri vedono e dicono e pensano. Questo è inevitabile. Il prestigio sociale, la credibilità, pensate anche in ambito solo economico, finanziario, la credibilità di un imprenditore che fa parte della sua reputazione è il materiale più importante che l'imprenditore spende all'interno della propria attività, almeno lo era fino a poco tempo fa. Di fronte a questo, ripeto, il legislatore, confuso in questi tempi, e lo vedremo perché non è una critica qualunquista, ma si scontra con la realtà dei fatti, decide di tentare come sempre dare la colpa al cerchio e uno alla botte. E infatti ho visto nei vostri siti, i giornalisti non mancano di mettere in evidenza questa peculiarità. Cioè, da un lato si dice nelle critiche più aspre si vuole eliminare la pena del carcere, la prospettazione della pena del carcere, dall'altro però si pongono alcuni bavagli, si mettono bavagli. Guardate, io penso che questo disegno di legge, che non sapremo mai se diventa legge, è sempre brutto parlare, almeno per me, come si diceva una volta, de iure convento, cioè su una legge che è in corso di formazione, però possiamo ragionevolmente ritenere che tira e molla più o meno questi saranno i contenuti. Questa non è una legge bavaglio, questa è una legge fatta con i piedi, come fanno adesso. Qui si vede però che spesso la destra non sa quello che fa la sinistra. Guardate, alcuni esempi con il flash sulle novità che si prospettano al vostro e al nostro orizzonte. Il direttore o comunque il responsabile, e poi si capirà il perché, visto che è prevista per la prima volta la possibilità di delega, con il che si dice per la prima volta che dirigere un giornale o una testata è un'attività a rischio sociale, come quella della sicurezza sul lavoro. Anche lì si può delegare, no? Si delega. Tu sai, ti aumento lo stipendio, cara, però sei consapevole dei rischi che corri. Il direttore o comunque il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione, sembra un po' questo effettivamente da socialismo reale: rettifica dell'articolo, titolo, del, data, a firma, autore. È tenuto, quindi viene descritto un obbligo. Che cosa? Le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti di cui sono state pubblicate immagini o dei quali siano state attribuite, eccetera, o pensieri e affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità. Poi è aggiunto adesso nell'ultimo passaggio tra le Camere del loro onore e della loro reputazione o contrari a verità. Qui effettivamente nel bilanciamento degli interessi si eccede da una parte anziché dall'altra, perché cosa vuol dire che da essi ritenuti? Io mi sveglio una mattina, leggo un articolo che non mi piace e mi ritengo offeso partendo dalla rettifica. Cosa c'è scritto? C'è scritto questo? Non è che ci sia un'aggiunta, il limite, c'è un limite che dà il legislatore. Le rettifiche dice, a meno che le dichiarazioni rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, grazie. Poi incriminazione penale, anche il linguaggio ormai tecnico si è perduto per sempre. O non siano inequivocabilmente false, non false, inequivocabilmente. Nell'altra versione era documentalmente, poi diventa inequivocabilmente. Questo è l'unico limite. Però se l'oggetto del vostro pezzo giornalistico, il soggetto, del vostro pezzo giornalistico è particolarmente suscettibile, dice, tu hai ricordato che io, se effettivamente sono pronipote di, guarda, non in gamba perché è una parentela scomoda, per cortesia chiedo che questo venga rettificato. Adesso io esagero volutamente, però nella frase da essi ritenuti ci sta un arbitrio, un pensiero. Termini che vengono dati, si svegliano ricordandosi che è una legge del 1948 che attualmente regola i rapporti, no? Per cui una legge vicina alla Costituzione, preoccupata di cambiare il rapporto ovviamente con la libertà di stampa, la libertà di manifestazione del pensiero dopo il periodo fascista. Si ricordano che il pretore non esiste più, quindi la parola pretore viene sostituita con quella giudice, che accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce
costituisce reato. Quindi, posto che si può ricorrere al giudice per chiedere che venga fatto quanto eventualmente il direttore o responsabile non fanno, con una norma che io l'ufficio civile non pratico, l'articolo 700 del codice di procedura penale, provvedimenti di urgenza e ricorsi di urgenza, il giudice può, invece deve, quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato. Che cosa vi ricorda? Un po' quello che dicevo prima, no? È un po' ritorno al diritto romano. La pena capitale era solo quando si incolpava taluno di aver commesso reato all'interno della divulgazione diffamatoria. Torniamo un po' a questi concetti, stiamo tornando indietro e non è l'unico segnale, non è l'unico segnale, sono segnali forti di recupero o di ritorno a una tradizione romanistica che non sempre di la verità ma ancora pregi. Guardate che Beccaria, di cui tanto siamo tutti orgogliosi dei delitti e delle pene, parlava del diritto romano in termini devastanti, diceva il diritto lasciateci, alcune leggi, non diritto, lasciateci da un popolo conquistatore, mancava dicesse barbaro, faraginose, con alcuni commentatori che si sono sostituiti alla legge, mi viene in mente qualcosa dei giorni nostri, alcuni commentatori sostituiti alla legge, e che adesso invece dice la Beccaria è il caso di riformare definitivamente. Della stessa procedura, anche questa è una novità, cioè quella della richiesta al giudice, può avvalersi l'autore dell'offesa. Quindi, cari amici giornalisti, non solo il suscettibile può chiedere, ma anche voi stessi, nel momento in cui, secondo questa prospettiva, temete che nubi fosche si addensino all'orizzonte, fermi tutti, chiedo che al direttore e al responsabile o al responsabile chiedo che sia pubblicata la smentita o la rettifica. E nel caso di richiesta dell'autore, dell'offesa, il direttore o comunque responsabile è obbligato a pubblicare. Vorrei capire la differenza tra il responsabile nel caso in cui lo chieda l'interessato è tenuto a pubblicare e invece il caso in cui è obbligato a pubblicare se lo chiede l'autore dell'offesa. Rimane in mente lei anche la differenza terminologica, ma così è: comunicazione al prefetto per le sanzioni, eccetera. Il risarcimento del danno, vengono stabiliti dei criteri, ecco anche qui ti conviene fare cronaca, tu puoi scrivere del Mose, no, perché il Mose è rilevanza nazionale, puoi scrivere di qualcosa di importante legato alle ultime arresti per corruzione qui, e poi nel caso ci sia un fallo discuteremo se il risarcimento deve essere legato alla diffusione quantitativa e alla rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione, che Sempronio venga distrutto nel luogo in cui vive, che è una regione che guarda caso ha 5 milioni di abitanti, 500.000 aziende, una tradizione plurisecolare, non ha importanza. L'importante è vedere se ha avuto diffusione nazionale o locale con il mezzo di comunicazione usato. C'è anche questa, e se ce l'avessi internazionale, cioè c'è questo provincialismo italico anche nel definizione. Interessantissima la norma che viene pensata per sostituire quella attuale sulle pene per la diffamazione, norma dolorosa come sapete, perché attualmente prevede una pena all'articolo 13 del 48 ben diversa da quella della norma del codice penale, da 2 a 6 anni per il caso dell'attribuzione di un fatto determinato. Quindi l'attuale articolo 13 della legge del 48 ripete la formula del codice penale sull'aggravante diffamazione dell'attribuzione di un fatto determinato. La proposta di novella legislativa è la seguente: si applica la multa da 5.000 a 10.000, quindi scompare la pena detentiva. Non è poco, non è poco. Però attenzione, per chi non è pratico, addetto alla cronaca giudiziaria, pratico di diritto, multa non significa eccesso di velocità. La multa è tecnicamente il nome di una sanzione penale prevista per quella serie di reati che sono descritti come delitti, perché per le contravvenzioni è l'ammenda, tant'è che l'ammenda in certi casi è oblabile, cioè si può estinguere il reato per pagamento di una somma, la multa no. Comunque la multa significa
una condanna, anche solo con lo strumento del decreto penale di condanna, che rimane a vita nel casellario giudiziario. Ricordatelo. Che non ti traghi in inganno il fatto di rivolgervi, scusate la malizia, di rivolgervi all'avvocato che magari vi è stato indicato dalla redazione, perché così, dall'editore, che così ne fa tanti, eccetera. Dice, vabbè, ma si estingue il reato. Si estingue il reato non significa nulla, rimane nel vostro casellario giudiziario, ma c'è la non menzione, non significa nulla, la non menzione solo sugli atti pubblici dell'autorità giudiziaria, non sugli atti all'uso dei privati, il contrario, sugli atti all'uso dei privati, non su quelli pubblici dell'autorità giudiziaria, cioè rimane una condanna, rimane un precedente penale, rimane un pregiudizio, questo sia chiaro, perché a volte sembra che sia tutto legato alla moneta. È importantissima, per carità, perché se uno di voi vi ha chiesto risarcimento di 50.000 euro ci mancherebbe altro o più, ma rimane anche l'altro aspetto legato alla professionalità e alla dignità umana. Multa, ricordate, è una sanzione penale a tutti gli effetti che rimane. Poi si va un po' ecco qui proprio nel legislatore giostrario. Pene per la diffamazione significa che dovevano descrivere le pene, il delitto dall'altra parte, no? Da una parte si dice cos'è la diffamazione, 595 codice penale, dall'altra si dicono le pene in casi particolari. Qui si comincia a dire, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, e lo si diceva prima, falso, per cui per la prima volta nella storia repubblicana si introduce l'attribuzione di un fatto determinato falso, per carità va benissimo, perché il decalogo di cui parlava Amadori, in realtà che affonda le radici in una nota sentenza della Corte Costituzionale, la lunga parentesi parentetica che sto facendo, alto caso in cui, come previsto dalla legge, il limite e il diritto, ma è stato forgiato dalla giurisprudenza, anche se nobile, in rango costituzionale, la verità, la continenza, l'interesse pubblico nascono lì. Falso dunque, tutto sommato, l'applicazione di principi introdotti dalla Corte Costituzionale oggi, che sono diritto vivente, sono entrati nel mondo giuridico con cui facciamo i conti, perché se è vero non se ne parla nemmeno. Però sottolineo qualcosa di più, attenzione, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Qui si apre un mondo, cercherò di essere sintetico. Ingiuria e diffamazione, reati contro l'onore, contro la reputazione, da sempre si insegna all'università che non necessitano di quello che gli antichi chiamavano l'animus injuriandi per l'ingiuria, l'animus diffamandi per la diffamazione. Cosa vuol dire? La consapevolezza, la volontà di diffamare. E qui guardate, il diritto illuminista mostra tutte le sue crepe, perché mentre per gli incivili medievali contava il come che io avessi l'intenzione di ledere il tuo bene personale della reputazione, per gli signori illuministi di 200 anni a questa parte non conta nulla. Perché? Perché dicono basta il dolo generico. Cos'è il dolo generico? È la volontà di pubblicare il fatto che Tizio è stato condannato per corruzione. Poi non avevo verificato la fonte, scopro che non avevo condannato con sentenza definitiva, eccetera. Io non volevo diffamare, non è che il mio fine fosse dolo intenzionale, fosse quello di ledere il bene della reputazione. Il mio fine era fare della cronaca, ma il dolo generico consiste nella volontà di pubblicare generica quella notizia. Non serve l'animus diffamante, non serve la consapevolezza. Questo è un principio pacifico che ha sempre creato a voi in particolare gravissime difficoltà, perché voi capite la soglia della punibilità è molto anticipata. Qui si dice invece con la consapevolezza della sua falsità. In questo caso nel fatto determinato, cioè nell'aggravante, si aggiunge per la prima volta, guardate, per la prima volta in 80 anni, 70 anni, 1948 in poi, ma forse anche prima, perché non mi risulta che nemmeno nella legislazione penale precedente lo Zanardini fosse chiesto l'animus diffamante. Si introduce un elemento della medievalistica, la consapevolezza della diffamazione, della falsità e dunque della diffamazione, che diventa di una gravità straordinaria, guardate, perché a questo punto si esce dall'indagine normale, si trova un signor giornalista che ha voluto far fuori qualcuno sul piano giornalistico. La campagna di
distruzione mediatica. Cosa vuol dire con la consapevolezza della sua falsità? Lasciamo perdere gli aspetti deontologici. In questo caso si applica la pena da 10.000 euro a 50.000 euro. Cioè c'è una, secondo me, sproporzione tra il prima e il dopo, tra i valori in campo. Perché se prima forse poteva essere eccessiva la pena detentiva, con la consapevolezza della falsità, la multa, che per carità è salata, diventa un aggravante speciale, d'effetto speciale, perché supera il triplo, da 50.000 da 10.000 a 50.000 euro, forse per certi aspetti, considerando che io ho rovinato la vita di una persona probabilmente in eterno, o comunque per lungo tempo, gli ho rovinato i rapporti sociali e l'ho fatto con la consapevolezza della falsità, insomma, che sia solo l'aspetto esercitorio dal punto di vista della professione che pratico, mi pare probabilmente eccessivo. Vi è poi una nuova fattispecie, si applicano anche al direttore, al vice direttore responsabile del quotidiano, eccetera, le stesse pene della diffamazione, il quale a seguito di richiesta di pubblicazione si sia rifiutato. Guardate che anche qui è un comma, è un semplice comma della norma pene per la diffamazione, e invece si è introdotta una fattispecie penale. Questo è un reato nuovo, dalla struttura nuova, che potremmo definire rifiuto di pubblicare dichiarazioni rettifiche richieste dall'autore della pubblicazione. È un reato omissivo, cioè perpetrato attraverso il non fare qualche cosa, no, è un reato commissivo, è necessario il rifiuto. Il direttore ha detto no. E questo fa sì che intervengano le stesse pene della diffamazione, che non tratta inganno, non è una diffamazione, è proprio una cosa completamente diversa. No, come sono? Cosa si dice? Viene introdotta una norma sulla competenza per territorio per semplificare le cause. In caso di comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa. E poi guardate, anche qui il legislatore introduce una norma che ho letto, forse introdurrà una norma che ho riletto, perché ho detto potremmo definirla la norma, scusate ho scherzato, quella la chiamo la rettifica saltifica. L'autore dell'offesa, nonché il direttore responsabile, eccetera, non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni rettifiche. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica e questa non sia stata pubblicata. E qui guardate, tenete presente, perché se verrà in vigore questa normativa la vedo una scappatoia gigantesca. Cioè, il penale in realtà, se sarà conosciuta e praticata questa via, verrà, come posso dire, protocollata anche all'interno dei giornali, no? Secondo l'esperienza, che naturalmente è inconoscibile da parte nostra, da parte della vostra professione, se ci sarà un protocollo di situazioni, di comportamenti, sintomi di rischio, situazioni difficili, insomma, questa cancella da un le tutto quello che vi ho detto finora. Il penale non esiste più. È particolare, è singolare. Il famoso articolo 57 per i direttori responsabili, scusate, nel 57 una particolarità, non solo si aggiunge che viene punito fuori di casa di concorso il direttore o il vice direttore a titolo di colpa, questo era anche prima, quindi non di dolo. Voi sapete la differenza tra dolo e la volontà di commettere un fatto. La colpa invece, quando commette un fatto, è per imprudenza, negligenza, imperizia, cioè per definizione un delitto commesso con colpa, un delitto non voluto, contro l'intenzione, tuttavia punito ugualmente perché il grado di negligenza, imprudenza e imperizia fa sì che il legislatore voglia che sia punito. Ma, dice questo legislatore, infieri se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Cioè ci sarà un'indagine in più, non dovrebbe essere più automatica la responsabilità del direttore, omissiva solo perché la notizia è uscita, ma dovrebbe esserci un'indagine
se l'uscita della notizia, cioè il delitto, la diffamazione è conseguenza della violazione dei doveri da parte del direttore. E poi queste due particolarità. La prima, la delega. Può delegare con atto scritto avente data certa e accettato, naturalmente, siccome è una bella patata bollente, si vuole la prova scritta anche dell'accettazione da parte del delegato. Può delegare le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di quel primo periodo. Sarà un guazzabuglio perché fino al giornalista professionista ci arriviamo tutti, poi all'idoneità a svolgere le funzioni di vigilanza non parte l'organizzazione. Viene cancellata nell'ultima versione invece quella norma che prevedeva una responsabilità del direttore e del vice direttore per gli atti non firmati, che come sappiamo è un punto dolente, l'articolo, lo scritto non firmato. Qui guardate però, si dimentica sempre una cosa, perché? Ancora una volta, non perché manchi la norma, perché ormai di prassi la giurisprudenza ha preso determinate vie. O si va nella diffamazione attiva, o si va nel 57 con il direttore responsabile, e più o meno si sta in quest'alveo. Ma volendo, esiste una norma del codice penale che è l'articolo 40,2, non aver impedito l'evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. È una clausola di equivalenza. Cosa vuol dire? Che se io ho l'obbligo giuridico, e in teoria qui ce l'ho perché ho una posizione di garanzia grande come la casa, tant'è che posso delegarla, quella di vigilanza e di controllo, lo dice la legge. La fonte quindi è normativa del mio obbligo, direttore. Se non impedisco l'evento che ho l'obbligo giuridico di impedire, è come se l'avessi cagionato. Se in giurisprudenza partisse il filone dell'articolo 40,2 è la fine, perché non serve andare all'articolo 57 con la responsabilità per colpa, ma si entra diretti solo con nesso causale e con la verifica del fatto che ho coscientemente omesso i miei doveri di vigilanza, così consentendo attraverso la mia omissione fatti delittuosi che avrei dovuto impedire. Questo rimane per vostra conoscenza sullo sfondo e per vostra fortuna finora disapplicato. Vengono ridisegnati, e ho finito, i due delitti per l'appunto di ingiuria e diffamazione nel codice penale, con la previsione che per l'appunto vengono lasciati intatti ma vengono modificati solo nella previsione della sola multa anziché multa e pena detentiva. Viene soppressa la norma del tanto discusso di Rio. Io non ho, per negligenza, guardato i lavori parlamentari, non ho compreso la ragione di questa soppressione, magari la conoscete molto poco, perché poi forse perché è anche difficilmente attuabile, voglio dire, non è... sul piano del principio anche questa non sarebbe del tutto scorretta. Mi rendo conto della difficoltà, però non sarebbe appesa per l'aria, no? Avrebbe una sua logica. Quale mi sa che ci sarà la dibattito per qualche anno di il Parlamento comunque è stata soppressa. Ecco, allora io con queste veloci pennellate sulla diffamazione che ho intervento e lascio ai validi vostri. Grazie. Eventuali domande, perché anche la tematica sulla diffamazione ha aperto il basso microfono, riesce a parlare. La domanda su, c'è qualcosa di nuovo sulle querele federali, sulla nuova legge? Perché io non ho visto nulla. E dico anche che se io fossi un politico, querelerei così fanno finita di dare giustizia. No, credo se fosse un politico. Querelo perché cosa sono contrappesi? Chi querela non ha visto nulla. Allora c'è, guardi, c'è effettivamente una modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale. Ecco, però anche qui la sua domanda è molto precisa, per cui cercherò di rispondere precisamente. C'è stata nel passaggio da Camera a Senato una modifica almeno sul piano terminologico importante, perché il primo testo diceva: nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, quindi solo per queste due formule che sono quella che una volta si chiamava soluzione con formula piena, quelle più importanti,
Se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, quindi il giornalista di turno, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa. Questo viene modificato, viene eliminata tutta questa formula e dice semplicemente che, ma attenzione, fra l'altro, qui era a favore dell'imputato in via equitativa, invece fanno una norma per far cassa perché scrivono la modifica, il giudice può altresì condannare, così, questa è la formula che sostituisce la precedente, il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore di chi della cassa delle ammende. Io capisco i 2.100 miliardi di debito pubblico, ma questa è proprio impudicizia. Però guardate, il 420 in realtà è un falso problema, sa? Perché il 427 esiste già e ha le seguenti caratteristiche. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, questo riguarda l'udienza preliminare ma interpretabile in ogni grado del giudizio, con la sentenza in un luogo a procedere perché il fatto non sussiste e il imputato l'ha commesso, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento. Poi, nei casi previsti nel comma primo, se ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla diffusione delle spese sostenute dall'imputato e se il querelante si è costituito parte civile anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate. Poi c'è il comma terzo, che non c'è scritto, ma è la famosa querela temeraria. Se vi è colpa grave, quindi la temerarietà dell'accusa, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Cioè c'è tutto, capito? C'è tutto. Non perché questo sia un legislatore perfetto, tutt'altro, ma perché veniamo da una tradizione abbastanza completa. Il problema è modaiolo, come tortura certi reati, non la tortura, perché fino adesso è lecito che un prenda l'autoracinotto, che prende una camera oscura e comincia sotto pollo. Sono i reati di moda. Anche in questo caso qua esiste, solo che se lei oggi fa una domanda al giudice, scusi, per cortesia vorrei che riconoscesse la colpa grave e esercisse il danno, questo probabilmente ti guarda come se fosse una norma marziana, perché è una norma che non viene nemmeno considerata, si considera chissà per quali casi di gravità assoluta. Cioè è il livello interpretativo giurisprudenziale che appiattisce, ingrandisce, rimpicciolisce le norme che già esistono. Quando leggiamo tutti fuori sospensione condizionale, ma il legislatore ha già messo un freno alla sospensione condizionale, ha detto per esempio che non può essere concessa solo perché si è incensurati, no, ha dato una grossa stretta, invece l'incensuratezza secondo me ha un suo significato e continuano a darla a personaggi che la sospensione condizionale prevede che il giudice faccia una prognosi di reiterazione di fatti delittuosi. Abbiamo un esercito di personaggi che finiscono davanti al giudice che è ovvio e assodato che vivono e vivranno di crimini piccoli o grandi. Perché gli dai la sospensione condizionale? È moda, tutto qua. Esiste già la norma. C'è un'altra domanda? Voce alta che non porto. Sì, ce la faccio. Io intanto ringrazio proprio di questo appuntamento particolare. Ringrazio anche di aver invitato due persone, direi schiette, e naturalmente per il loro ruolo, bravi, intelligenti e quindi capaci anche di esprimere certi termini che a volte ci sfuggono come giornalisti. La cosa è questa, io ringrazio il promotore per questo motivo, per aver detto tante cose interessanti, ma una in particolare mi ha fatto capire che la legge uguale per tutti è quasi uno slogan pubblicitario. La Fiat è per tutti gli operai della nostra. Perché vede, dottore? Mi ha detto a un certo punto, ascoltiamo le intercettazioni, anzi lei ascolta, non la legge, non è neanche un suo collega, non è neanche il giudice un ufficio, è un maresciallo, un brigadiere, non so. Allora, quando lei riceve la traduzione, mi si fa sistema tecnica di queste conversazioni, lei vede scritto una nota, come quella
e avete detto, mi sembra, quella questurina che diceva della macchina, una nota sua, personale, particolare, siccome dice si tratta di persone di un certo livello, Galani, Giorno, Berlusconi, quelle non vengono, non vengono lette, mentre, e quindi sono importanti, ma non vengono lette, ci pensi il maresciallo alla casa di Sopporto, mentre se è il mioto di turno Falegname via Cortina che ha fatto determinate cose simili a quelle di Rossi, quello lì viene accusato senza che lei abbia riletto le traduzioni tecniche del brigadiere. Per me è un'ingiustizia, cioè non vengono trattati nella stessa maniera i grossi personaggi importanti. Parlo di queste traduzioni. Io ho molta stima per il suo dire tanto. Ancora dal 94 ho cercato di vederci chiaro in quello che erano i primi problemi dell'epoca. Quindi mi aspetto che quella che è stata quasi un ordine di dire rileggete bene questi anni, queste traduzioni fatte dal maresciallo, leggetele voi colleghi. Vuol dire che in questo caso non siamo tutti uguali. Mi pare che abbia detto proprio così, ma comunque la guarda, sì, guarda, ho detto semplificando. Se ho capito male. Lei non ha capito male, e semplificando, in realtà il nostro processo penale si dovrebbe reggere su dei numeri che dovremmo dividere probabilmente per 10 o per 20, nel senso che il processo accusatorio, così come è stato pensato per reggere un dibattimento di 70-80 processi l'anno. Noi avevamo casi sul carico di Venezia, noi a Venezia avevamo circa 1000 all'anno, 800-900, controllato a volte 1000. Questo è il dibattimento. È chiaro e evidente che la macchina giudiziaria non regge questi numeri, e il legislatore molto spesso vuol fare le nozze con i fichi secchi, nel senso che introduce tutta una serie di norme, di salvaguardie, ne dico un'altra che non è applicata, i difensori si lamentano giustamente, noi dovremmo fare un'udienza preliminare di selezione delle conversazioni utili, chiedendo noi in anticipo, caro giudice, prima che vadano pubblicate, prima che vadano a processo, facciamo un'udienza filtro, poi la faremo dopo, ma per evitare che escano un'udienza filtro in cui si esaminano tutte le intercettazioni di tutti i processi, ne facciamo una selezione ascoltandocele, e l'accusa e la difesa. Questo sistema reggerebbe chiaramente negli Stati Uniti, dove la percentuale di processi che vanno a dibattimento sono del 2-3% rispetto ai processi incardinati. Se poi teniamo conto che non c'è l'obbligazione penale, siamo al 2-3 per 1000. Noi, di fronte a un'ondata di processi, fate conto che sulla mia scrivania arrivano mediamente 1400 procedimenti l'anno. Io esercito in modo molto stretto l'azione penale, ma diciamo che in un centinaio di casi esercito 100-150 casi, esercito l'azione penale. Già questo numero potrebbe chiudere l'annata giudiziaria a Venezia, ma siamo in 16 PM, quindi il numero si moltiplica per 16, e quindi ecco che è inevitabile a un certo punto fare delle cernite. In questo caso è stato il procuratore Novi a dire per favore rileggetele che non escano. Diciamo, l'indicazione era di buon senso, nel senso che, invertendo quello che lei ha detto, probabilmente le vicende personali del falegname di San Vito di Cadore non interessano a nessuno e non le avrebbero pubblicate, invece se avessero scoperto qualcosa di privato di qualche grosso politico le avrebbero pubblicate con titoli cubitali. Ecco. Grazie. Prego. Se ci sono altri quesiti. Solo una precisazione per l'avvocato. In tema di diffamazione oggi abbiamo visto l'impatto dei nuovi strumenti informatici, social, siti, blog, Facebook, Twitter. Ecco,
molto spesso si confonde anche tra un blog piuttosto che una pagina Facebook, piuttosto che un sito o un commento su Twitter. Ci sono anche delle sentenze che in qualche modo sembrano prendere in esame il problema, ma poi nelle definizioni concrete dei dispositivi forse fanno un po' di confusione. Ecco, sotto il profilo della diffamazione, come ci si adegua, quali reali pesi si devono dare alle diverse modalità di esprimere il proprio pensiero, appunto con i nuovi strumenti informatici. Allora, bisogna tenere presente che non c'è un'area di impunità. Chi pensa, chiaramente non siete voi di sentire i professionisti, ma chi pensa di poter esprimere opinioni in libertà che siano lesive della reputazione altrui perché il blog a destra e a sinistra ormai deve capire che non è più questo il mondo. Non ci si salva nemmeno più dal fatto che il server sia all'estero e così via, perché la giurisprudenza ormai ha dato dei criteri, giustamente, per poter attrarre la competenza in Italia che poter perseguire determinati fatti. La differenza sta solo sull'applicabilità delle norme nel mezzo della stampa o meno, che anche qui nella nuova normativa si vogliono contenere con una definizione di tipo legale, cioè si dice sempre la testata giornalistica radio-televisiva o giornalistica radiofonica televisiva oppure testata giornalistica online registrata ai sensi dell'articolo 5. L'articolo 5 è norma vecchia, prevede tutta una serie di modalità per la registrazione, cioè la distinzione sarà solo tra testata online così registrata, per la quale si applicheranno rigidamente le norme sulla diffamazione a mezzo stampa, oppure Facebook, Twitter, blog, eccetera, in cui comunque vi sarà la diffamazione non a mezzo stampa, ma aggravata dal fatto di essere altro mezzo di pubblicità. Cioè sarà un aggravante comunque applicabile alla diffamazione, ma non legata né bene né male, attenzione, alla stampa, perché non valgono nemmeno i principi del diritto di cronaca e di critica di satira, che sono i tre limiti. Quindi diciamo che è ancora più pericoloso. Il giornalista, il freelance che si mette a scrivere su una testata non registrata sul proprio blog famoso non gode delle guarentigie legate all'articolo 21, eccetera. Salci il diritto di manifestazione del pensiero, ma si ferma lì. E non è neanche la copertura del giornale. Devo dire che questa riforma di legge, che credo passerà così perché siamo già alla terza lettura, per cui in teoria passerà così, in massima. Sì, non si può mai sapere. Devo dire che andiamo a stare molto peggio, nel senso che poi alle pene, alle multe, si aggiungeranno il risarcimento danni. Rettificare. E anche quella della rettifica, come diceva l'avvocato, avrà degli effetti paradossali, nel senso che ci sarà una corsa molto probabilmente a rettificare qualsiasi cosa, anche le cose vere. Per non sapendo leggere e scrivere si pubblicherà qualsiasi cosa. pubblicare senza commento, senza... Pur di non avere guai si pubblicherà qualsiasi cosa, anche io non sono un giornalista, questo giornale non si chiama così, spero di no. E abbiamo qualche altra domanda? Altrimenti licenziamo i nostri traduttori che devono essere stati bravissimi, perciò assolutamente complimenti. Posso chiedere solo una cosa? Quando si tratta di pubblicare i nomi dei vari reati, persone contestate, condannate, eccetera, incidenti stradali, quindi non solo penale, non solo processi, c'è sempre una diatriba, no? C'è chi dice, poi la gente poi se la prende, no? Perché dice, ma come? Per quello che ha commesso reati, trovato con la droga a casa, con i soldi, i proventi, non si mette il nome. Poi magari un po' Cristo che viene preso nome e cognome, il giorno dopo si impicca. Insomma, come si regolano queste cose? Cioè nome e cognome, sigle o niente? Ti dico due cose poi lasciamo, nel senso che cioè voglio pubblicare sul giornale, ma anche io faccio radio, quindi faccio informazione. Se io so il nome, lo posso dire o non lo posso dire? Assolutamente sì. Sì, posso dirlo. Salvo, i limiti sono minori, vicende in cui abbiamo violenza sessuale, queste le nostre leggi ontologiche sono queste. Sì. E poi, quello che dicevo prima, è l'interesse pubblico, che lo solito scrivi una cosa che non ha interesse pubblico, per quale motivo devo metterci il nome, per cui no, facciamo l'esempio banale.
per il resto sì, perché non devi mettere il nome dello spacciatore che è sempre stato indomato. Ma il Glielo giornale chiedo. non l'ha pubblicato, perché il giudice ha detto di no. Io ritengo che il diritto di cronaca giudiziaria copra perfettamente questa ipotesi del diritto di scrivere, di raccontare, di dire tutta una serie di fatti accaduti, tra cui sarà il fatto più grave, il fatto meno grave, sarà il tizio che guidava in stato di ebbrezza o sarà Sempronio che spaccia. Il nome ha il diritto di farlo, i limiti sono quelli previsti dall'articolo 114 che riguardano i minori. Ed è un'osservazione molto bella, e questo va a favore della categoria. Devo dire che osservavamo con i colleghi a livello nazionale in un recente convegno tenuto alla Scuola Superiore della Magistratura come in realtà i limiti della tutela del minore, della persona offesa debole, siano stati assolutamente rispettati, e questo è un grandissimo merito della categoria, perché se noi dobbiamo guardare le sanzioni rimangono sanzioni irrilevanti, quindi la categoria ha avuto la capacità di discernere quando, come dire, forzare la norma sul divieto di pubblicazione degli atti e quando di fronte a una sanzione meramente aleatoria, formale, teorica, ciò nonostante rispettarli rigorosamente. E infatti nel caso di tutte le persone deboli la categoria l'ha rispettata, è una norma che non trova violazioni. Comunque, tornando alla sua domanda, c'è il diritto a pubblicare il nome e il diritto a fare il nome della persona che commette il reato, diventa pienamente nel diritto di cronaca giudiziaria. E anche di dire nel caso se uno spacciatore è figlio di, e si mette il nome del padre che non è un politico ma per esempio presidente di un club. Hanno fatto No, guardi, già qui inizia un grosso problema, perché se lei da quella pronuncia che vi ho detto del 2006 del garante esclude proprio riferimenti a terzi, i riferimenti a terzi è la pronuncia del garante per la protezione dei dati personali del 2006, tra i vari limiti dice prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o altri soggetti non interessati ai fatti, motivo per cui io riterrei che raccontare di chi è figlio può essere fuorviante, salvo che nel contesto dell'articolo ciò si giustifichi per contestualizzare la vicenda. Il padre è un noto sostenitore della liberalizzazione o della lotta alla droga, ha sempre sostenuto certe teorie e dice mio figlio l'ha sempre seguita e quant'altro, dire che questo fatto l'ha commesso tizio il cui padre sostiene delle poste, a mio avviso in questo caso c'è un interesse pubblico a saperlo, altrimenti se la vicenda è rilevante, secondo il garante per la protezione dei dati personali lei non dovrebbe fare riferimento a terzi familiari quando ciò non è necessario. Diciamo che nel nostro codice c'è un passaggio che è proprio quello che è il codice della privacy, per cui fonte normativa non soltanto deontologica, e c'è un passaggio che è quello sull'essenzialità dell'informazione. Dunque sul termine essenzialità possiamo discutere internamente cosa è essenziale e cosa non è essenziale, però è chiaro che le persone che non sono coinvolte nella vicenda in teoria non dovrebbero essere citate tanto più sedute civili a sproposito. Che ne so, se quello è arrestato è il figlio del boss, allora magari potrebbe essere essenziale dirlo perché, che ne so, non c'è un riferimento, ma se il padre non c'entra niente. Diciamo che è abbastanza discutibile e tutti ci sarebbe, insomma. qualsiasi persona. Bene.